Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui in mia compagnia. L'argomento di oggi, come avete visto nel titolo di questo video, è esiste la magia nera. Purtroppo, che molti lo credano o meno, certe forme di magia esistono, perché la magia esiste. Va detto innanzitutto, principalmente, che cos'è la magia. Oggi purtroppo l'argomento magia è coronato da una serie di costrutti ehm, e di convinzioni che hanno fatto degradare e decadere l'arte magica, passando da scienza suprema, suprema arte, a superstizione, a volte anche nelle forme più bieche. Purtroppo l'avvento dell'Inquisizione, eh, l'intervento, la manomissione dei testi sacri che hanno lentamente corrotto il messaggio iniziale di quelle che erano appunto le antiche tradizioni, hanno reso appunto la magia qualcosa di cui diffidare. In realtà, come ho detto poco prima, anticamente i magi erano gli scienziati, erano i conoscitori delle forze, delle energie del mondo, erano i veri dotti, erano i sapienti, i saggi da cui le persone cercavano conforto, consiglio e ai quali si rivolgevano. Purtroppo oggi è necessario insomma fare un lavoro di pulizia riguardo al discorso della magia, proprio perché si deve distinguere da quella che è l'arte sacra, la conoscenza delle leggi universali e la messa in opera di tutta una serie di trasformazioni interiori che fanno dell'uomo il magus, e quello che sono i rituali decaduti o che hanno scopi materialistici o comunque componenti di superstizione. Per quanto riguarda appunto questo progressivo decadimento, oggi abbiamo appunto una visione delle cose completamente distorta. Come dicevo, vanno distinte le due cose, perché il vero magus, il vero mago, è colui che innanzitutto fa un grandissimo lavoro su se stesso e che osserva il libro della natura dentro di sé, non solo mette in paragone le leggi universali con il suo interiore, con la parte interna di sé, ma va ricercando tutte le sue carenze, tutti i suoi punti deboli e tutto ciò che deve essere corretto e rafforzato, perché non potrebbe fare questo sentiero, questo percorso, a meno di non aver portato un grandissimo equilibrio dentro di sé. E questo, credetemi, è opera, è il risultato, è il frutto di un grandissimo sacrificio, un grandissimo lavoro costante e imperterrito, di cui sicuramente parleremo più avanti. Oggi però le cose sono queste. La figura del mago è stata, come dire, nel tempo costantemente modificata e peggiorata, ehm, fino ad ammantarla di superstizione, di timori, quasi come se fosse qualcosa di brutto da dimenticare, da lasciarsi alle spalle. È pur vero che questa è una visione che sarà difficile correggere, anche perché effettivamente c'è chi ha fatto dell'uso della magia un uso improprio, dove improprio intendo che non lo ha fatto per il bene supremo o per il bene, ma lo ha fatto magari a scopi egoistici, personali, di prevaricazione e quant'altro. Allora, va detto assolutamente che esiste un distinguo. Anche se la forza magica è unica, così come unica è l'energia che tutto permea,
Poi questa si colora di varie sfumature a seconda non solo dell'utilizzo, ma anche del modo in cui è coinvolta nei processi universali. Infatti, per quanto riguarda per esempio le forze elementari degli elementi, noi sappiamo che esistono varie sfumature di una forza unica originaria, che sono la forza elettrica, la forza magnetica e la forza elettromagnetica. Dunque è chiaro che anche a livello magico esistono, nonostante la forza sia unica, esistono sfumature diverse. Che cosa dà queste sfumature diverse? Molto semplicemente l'intento, il cuore, la volontà del mago. Allora, chiariamo anche un altro distinguo prima di addentrarci nei vari colori della magia. Un mago vero e proprio, come ho detto prima, sacrifica il sé, il piccolo sé, in virtù e in funzione del sé più alto, cioè quello che lo ricongiunge alla fonte divina da cui proviene. È un percorso lunghissimo, come ho detto, pieno di immensi sacrifici e rinunce, ma di grandissime soddisfazioni, soddisfazioni che non sono calcolabili in modo materiale. Ecco che qui il distinguo, perché il magus, il vero mago, rinuncia agli aspetti materiali della vita, sa che comunque qualsiasi cosa sia veramente di sua necessità gli arriverà, perché è così che è programmato questo mondo. È programmato per soddisfare i bisogni veri, reali dell'essere umano. Quello che invece inizia un percorso di questo tipo, ma poi finisce con il lavorare su energie e livelli di creazione più bassi e a lavorare anche con forze e con preparazioni non completamente pulite, perciò per certi versi corrotte, può essere definito stregone. Questa è una distinzione che è anche fatta da un autorevole luminare e maestro in questo campo che è Franz Bardon. Ed è così che abbiamo appunto una differenza già tra diversi tipi di persone che applicano un'unica energia, un'unica fonte, che è appunto l'energia nelle varie sfumature delle leggi universali. Chi lo farà senza attaccamento per il bene dell'umanità, per il bene anche di se stesso, ma il bene più alto inteso come crescita e rinnovamento spirituale, è chiaro che sarà un mago. Chi invece finirà con l'utilizzare queste forze, queste energie per scopi personali, o per prevaricare, o per imporre un potere, sarà uno stregone. Punto. Non se ne vengano a male quelli che si considerano stregoni. Così come possiamo distinguere due diversi soggetti, possiamo anche distinguere le varie sfumature della magia. A farne la differenza tra l'una e l'altra è sempre l'intento e il cuore di chi applica le forze universali. In questo caso, allora, è bene specificare da subito una cosa. Queste forze universali, che cosa sono? Molto semplicemente, è tutto quello che regola la vita. Dunque anche il pensiero, perché è parte di queste forze universali. L'essere umano è dotato di pensiero, almeno quanto i regni spirituali hanno il loro pensiero. E noi sappiamo benissimo che il pensiero crea. In che modo? È intanto il primo accenno, la prima scintilla di quello che sarà. Tutto nasce da una prima idea. Dopo l'idea, ecco che si immette un'energia nella direzione della realizzazione dell'idea, che renderà quest'idea concreta. E quando noi rendiamo l'idea concreta, la mettiamo
in opera e la manifestiamo in un modo o in un altro. Non importa in che modo arriveremo al risultato o di quale risultato stiamo parlando, tutto nasce principalmente da un'idea. Come è qui sul piano materiale, sul piano terrestre, diciamo così è anche sui mondi spirituali, nei regni sottili. Dunque, ecco che pur essendo un'idea principalmente neutra, è chiaro che a seconda della natura del mio pensiero, io applico determinate leggi con determinati risultati. Ed è qui che si innesca il discorso della polarità. Se io ho pensieri positivi, è chiaro che la mia polarità sarà positiva e i miei frutti saranno positivi. Ed è di conseguenza paragonabile alla magia bianca. Se io penso invece in modo negativo, e attenzione, io vi sto dando una grande chiave qui, che comunque adesso approfondiremo. Se io penso in modo negativo, i miei frutti saranno negativi ed ho qui una polarità negativa, segno meno. Ora, io non sto parlando a caso, io vi sto veramente dicendo che anche quando noi pensiamo e parliamo bene di qualcuno, noi stiamo facendo magia bianca. Chiaro? Perché noi parlando bene emettiamo una forma pensiero, un piccolo elementale che raggiungerà la persona oggetto del nostro ben parlare o ben pensare e andrà a sostenerla, a rafforzarla, a rinvigorirla, le faremo del bene. Attenzione, vale anche al contrario, con la polarità negativa. Quando noi parliamo male o pensiamo male nei confronti di qualcuno, noi la stiamo attaccando a livello occulto, è un attacco di magia nera. È proprio semplice. Perciò pensate quante volte volontariamente o involontariamente abbiamo fatto magia nera. Capite che nessuno pensa di essere una cattiva persona, eppure il non controllo dei propri pensieri può scatenare un'immensità di procedimenti positivi o negativi che poi tornano, perché così, legge universale, ciò che noi inviamo fuori torna dentro. Matematico. Ora, detto questo, parlando appunto di quella che è la magia nera nel quotidiano, ci rendiamo ben conto come se già un pensiero di un certo tipo può produrre risultati negativi, anche solo abbassando le forze della persona contro la quale ci siamo scagliati, immaginate come nel tempo, attraverso rituali in cui è previsto dei sacrifici, lo scorrere di qualche forma di sangue, oppure l'uso di testimoni della persona, spilli, bamboline, e sono cose reali che veramente impattano sulle persone che ricevono questa, diciamo così, spiacevole attenzione. Noi abbiamo spesso parlato di radionica, ho scritto nei miei 2 ebook coniugando magia e radionica e vi ho spesso detto che, anzi sempre, i circuiti vanno attivati con un testimone. Il testimone, abbiamo detto, è un capello, una foto della saliva, del sangue, lo sperma, il nome e il cognome della persona, qualsiasi cosa che appartiene a quella persona. Chiaro che poi ci saranno testimoni più forti e testimoni più deboli, ma comunque questi sono utili per lavorare e agire su queste persone anche a distanza. La stessa cosa viene fatta in magia. Quando si lavora su una persona, non necessariamente su se stessi, si può utilizzare un testimone. Ora, è chiaro che appunto è possibile agire. Come possiamo agire per il bene? È possibile purtroppo che si agisca per il male.
E questo non è solo frutto di fantasia o di autosuggestione. Esistono casi molto illustri di come effettivamente ci siano ripercussioni anche serie, negative, forti, intense nella propria vita quando si diventa oggetto di questo genere di attenzioni. Uno dei più recenti, per esempio, è la storia di Calderoli. Calderoli ha pubblicamente, ma forse preso da un discorso, da alcune polemiche, ha offeso la Chienge. Spero che si dica così. Purtroppo non sono molto ferrata in politica. All'epoca era ministro, è stata forse la prima ministra di colore e questo scatenò le ire del padre di lei, che in diretta gli fece una macumba. Certo, nessuno lo prese sul serio, perché appunto si crede che sia mera superstizione o che queste cose non esistano. Eppure il povero Calderoli è finito dopo questa cosa, spesso e volentieri in ospedale, ha avuto disgrazie di ogni sorta che sono documentate su articoli, cioè basta che cercate Calderoli voodoo e vi viene fuori qualsiasi cosa. E lui è assolutamente certo di essere stato vittima di questo genere di attacco e vi posso assicurare che sono cose reali. Un altro esempio che dovete tenere sempre a mente, molto chiaro, è che per esempio adesso noi abbiamo, non solo adesso, è già tantissimo che è così, ma ultimamente il flusso migratorio di africani verso l'Italia è aumentato notevolmente. Ehm, Assolutamente lungi da me innescare forme di polemica legate all'immigrazione, non è questo l'obiettivo di quello che sto andando a dire, ma è solo di mettervi a conoscenza di alcune dinamiche che si sono create. Allora, molte donne che arrivano in Italia e finiscono con il prostituirsi hanno ricevuto delle iniziazioni delle loro forme magiche, che può essere il voodoo, che può essere la magia nigeriana, che può essere insomma, loro ricevono la loro iniziazione e una volta giunti in Italia non pensate che non facciano nulla. Queste signore raccolgono diciamo, testimoni degli uomini che usufruiscono dei loro servizi. Il cosa ne faranno non c'è dato sapere, ma possiamo comunque intuirlo e sicuramente stanno creando una rete e stanno catturando, diciamo così, quanta più energia sessuale e vittime, diciamo così, possibili, proprio perché sanno benissimo come attraverso determinate cose, determinate dinamiche, l'uso di determinate forze, possono lentamente imporsi a livello di potere qui da noi. Ma l'elenco si allunga, esistono tantissime altre varietà, tantissimi altri problemi di questa natura. Ora sappiate dunque che esiste la magia nera, ci si può difendere dalla magia nera, è cosa buona imparare a controllare i propri pensieri ed evitare di fare volontariamente uso di magia nera, perché dobbiamo ricordarci che c'è sempre fra le leggi universali di cui appunto facevo menzione prima, la legge del karma, perciò tutto quello che noi facciamo diventa karma per noi, ma dobbiamo anche essere saggi e comprendere che ci sono dei momenti in cui l'uso della magia nera può essere anche a fin di bene. È proprio così e vi lascio con questa riflessione, perché è vero che esiste la magia bianca, la magia nera e la somma di tutte la magia rossa, che appunto è l'insieme delle due polarità trascese, ma è anche vero che
non c'è niente su questo mondo e non c'è niente in tutto il creato e il non creato che non serva la forza prima e la causa prima. Nulla, nulla si, come dire, eh, non si sottomette a Dio, tutto serve a Dio, il bene e il male. E di questo comunque parleremo in un'altra occasione. Ma anche la magia nera, sebbene eh, possa, dopo quello che ho detto, sembrare strano, la magia nera è al servizio del bene, quando può essere messa al servizio del bene, non certo per scopi egoistici. Intanto per oggi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che avete usato fin qua, spero che mi incontrerete volentieri al prossimo appuntamento, per questo vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi appuntamenti, i nostri incontri. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buonissima giornata, un caro abbraccio dalla vostra Hildegarda.